Ecco, qui in zona del San Donatese abbiamo incontrato anche il dottor Giovanni Snaulin. Allora, un piave così alto si era mai visto? Beh, il piave così alto non è che non si è mai visto, succede sempre più spesso e il problema è che diventa un problema sociale. Che ci siano le piene è un fatto naturale perché può piovere e via dicendo, che ci siano queste piene che vanno a distruggere gli argini, eccetera, è un problema sociale perché stiamo pagando anni e anni di maltrattamento dei territori, per cui ne stiamo pagando le conseguenze, aumento della temperatura, vediamo che 14-15 gradi, no? E in questa stagione, e quindi scioglie le nevi, eccetera. Il problema è che noi, come esseri umani, come specie, abbiamo e siamo elemento del territorio, elemento della natura, no? Pensiamo di domare la natura, invece non è possibile e adesso ne stiamo pagando completamente le conseguenze. Il problema è questo. È come il problema della pandemia, il problema del coronavirus, è sempre uguale il problema. Vogliamo salvaguardare il profitto o vogliamo salvaguardare la specie umana? Non si possono fondere le due cose, non vanno di pari passo. Il PIL, che vuol dire aumentare, fare di più quest'anno di quello che abbiamo fatto l'altro anno, non si sa di cosa, se sono cose utili o inutili, tipo le auto dobbiamo farne di più e via dicendo, o invece vogliamo salvaguardare la specie umana nel suo ambiente, nel suo habitat, perché sappiamo benissimo che la Terra vive lo stesso, anche senza di noi.